Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi sotto vostra segnalazione ho preso in considerazione l'idea di fare anch'io un video sul Jerome Gambit. Si tratta di un gambetto molto ma molto aggressivo da parte del bianco, fra poco vedremo bene le mosse, sacrificio di alfiere, sacrificio di cavallo nelle prime mosse per trovarsi in una posizione non superiore ma scomoda da giocare e quindi adesso fra poco vedremo le mosse. Nonostante la teoria abbia un po' superato questo tipo di apertura o di gambetto, c'è gente che ancora lo studia e questo è il bello degli scacchi, perché è vero, la teoria può dire che questa mossa, che questa partita non è buona per il bianco, però ci sono un sacco di successi del bianco, no? Il nero deve essere molto ma molto preciso. Ed è il caso anche di Rick Kennedy, che è l'autore di questo blog, che studia l'apertura di Alonso Jerome dal 2001. Dice, da quando è stata pubblicata, è stata giocata questo primo gambetto nel 1874, mi ha subito colpito. Dal 2001 appunto ho iniziato a studiare questa apertura. Vi prego per cortesia, chiunque giochi questo tipo di gambetto, che sia una partita veloce o blitz, a qualsiasi cadenza di tempo, che siano tra due giocatori, o tra due computer, tra umano e computer, di mandarmi a questo indirizzo email le partite che le pubblicherò, le prenderò in considerazione per il suo studio. Incredibile, incredibile quanta passione che c'è dietro quest'uomo. E qui niente, spiega un pochettino di varianti, eccetera, eccetera. Allora, andiamo ad analizzarlo insieme, vi va? Ho visto alcune partite che sono state giocate, la maggior parte di queste sono state giocate blitz o anche bullet, cioè un minuto a testa, un minuto, 2 minuti a testa, 3 minuti a testa e ci sta che i giocatori ci caschino. Allora, ti faccio vedere subito quali sono le mosse che caratterizzano questo gambetto, che potrà darti assolutamente soddisfazioni, perché no? Cavallo F3, cavallo C6, devo cambiare mouse, ho già capito, alfiere C4 e ora solitamente diciamo la mossa proprio che porta al Jerome Gambit è alfiere C5 e su questo c'è semplicemente il sacrificio su F7, il re viene stanato e ulteriore sacrificio di cavallo in questo modo. Il bianco ha perso essenzialmente due pezzi. Che cosa ha ottenuto? Ha ottenuto una posizione aperta del proprio avversario. Ora è vero che il bianco potrà riprendersi uno di questi due pezzi prima o poi con la spinta di 4, ma questo tipo di apertura prevede subito donna H5, mettendo il re sotto assedio. Qui ci sono varie possibilità, c'è G6, c'è cavallo G6 e comunque ora c'è anche la possibilità comunque di riprendersi alla fine un pezzo, perché adesso c'è donna D5 scacco, re N8 e qui ci si riprende un pezzo. Alla fine diciamo i pezzi sacrificati all'alba di tutto ciò è uno solo. Il nero non ha più questi due pedoni, diciamo la posizione in effetti non è facile da giocare per il nero, però avendo appunto un pezzo in più il vantaggio è chiaro. Bisogna fare molta attenzione, cavallo F6, poiché possono esserci mosse fastidiose come queste. Oddio, bisogna essere anche audaci a giocare mosse di questo tipo. Qui un bel arrocco è molto meglio, però difficilmente il bianco in questa situazione riesce poi a... Nel momento in cui il nero completa il proprio sviluppo, è vero, ha perso l'arrocco, ma potrà fare un arrocco manuale come re F7, torre F8, re G8 e qui niente, secondo me c'è poco da fare. Anzi, adesso il bianco non ha più neanche l'alfiere campochiaro, quindi questa diciamo è la teoria che sta dietro a questo gambetto. Ma vediamo ora praticamente alcune partite che sono finite in poche mosse a favore del bianco grazie a questo gambetto. Allora andiamo a vedere E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere C4, cavallo F6. Qui anche se non siamo in piena teoria, perché la teoria prevedeva l'alfiere in C5, ma chi se ne frega, sacrificio su F7, re per F7, cavallo per E5, sì, diamogli tutto. E adesso? Adesso sembra che la partita sia finita, ma attenzione, D4 minacciando il cavallo che si sposta, E5 minacciando l'altro cavallo che si sposta,
E adesso, amico mio, se ti dicessi che c'è il matto in poche mosse, mi credi? Donna F3, attenzione a Donna F3, scacco, dove lo mandiamo con sto re, ma se proprio deve andare è meglio che va in E8. Probabilmente il nero non l'ha vista, gioca Re G8 e ora c'è il matto. Donna D5, scacco matto. Chiaramente il nero ha dato una mano a far sì che tutto ciò potesse accadere. Andiamo a vedere un'altra partita. E4, E5, cavallo F3, cavallo F6, difesa russa, alfiere C4, ma qui il bianco la prova comunque, non gli frega niente. Cavallo per E4, mai fare cavallo per E4 e adesso bam! Alfiere per F7, re per F7, cavallo per E5, il re ritorna nella sua tana e adesso dovrai soccombere l'ira del bianco. Donna H5, attenzione, attenzione, attenzione. G6, G6 non è la risposta migliore. Cavallo per G6, solito sacrificio che se mi catturi ora il cavallo posso catturarti la torre. Qui la mossa migliore, e questo ricordatelo bene a mente perché a volte questa mossa si può fare. G6 si può fare, è vero che il bianco ha questo tatticismo, ma è anche vero che il nero ha spesso come risposta questa mossa. Ora sì, vuoi togliere il cavallo per darmi uno scacco di scoperta, esempio, ti catturo la torre scacco di scoperta? Beh, semplicemente ti catturo la donna. Ricordatevi di questa manovra, eh? Cavallo F6, basta, non hai più nulla a cui temere. Comunque sia, la partita andò con cavallo per G6, torre in G8, ora sì che c'è cavallo H8, scacco di scoperta, il re è costretto ad andare in E7 e attenzione, attenzione, donna in E5, scacco matto. Wow, anche questa è stata bella. Vediamone un'altra ancora. E4 E5, subito bishop opening, alfiere C5, cavallo F3, cavallo C6, siamo rientrati alla fine nel nostro gioco della partita italiana, alfiere per F7, re per F7, ormai abbiamo capito che c'è il sacrificio del cavallo qui, abbiamo capito che c'è donna H5. Ecco, la difesa migliore, lo vedremo dopo, in ultima analisi, e non è quella né di spingere G6 né di quella di giocare cavallo G6, ma è quella di andare con re in E6. Ti sembrerà assurdo, ma la difesa migliore è questa, dopo la vedremo. F4 è una delle mosse più aggressive che c'è. Cavallo F6 per minacciare la donna. Attenzione che ora però c'è donna per E5. Il re si sposta e ora ci pappiamo anche quest'altro pezzo. Siamo essenzialmente pari coi pezzi, anzi abbiamo anche questi due pedoni bellissimi e qui il nero abbandonò e mi sa che fece bene perché adesso il re bianco può arroccare, spingere in D4, tirare fuori anche l'altro alfiere e ha un centro assolutamente fortissimo. Quindi basta una piccola imprecisione da parte del nero che il bianco, se riesce a sfruttarla, riesce ad avere veramente una posizione da sogno. Altra partita. E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere C4, alfiere C5. Ok, siamo nella nostra posizione. Cosa si fa adesso? Bam! Re per F7, sacrificione di cavallo, cavallo, donna H5. G6, donna per cavallo. D6 tenendo l'alfiere e mo perdi la torre. Mamma mia, che devasto. Che devasto. C'è una nota partita molto famosa dove il nero comunque riesce a vincere in questa posizione, ma insomma ci vuole un po'. Andò, se non mi sbaglio, con donna in H4. Qui cosa fece il bianco? Forse arrocco. Poi fece alfiere G4, è possibile? Vediamo un po'. Alfiere G4, poi tolse il cavallo, il bianco pappò tipo una roba di questo tipo, vediamo se è vero. Fece tipo D3, tolse il cavallo, possibile? Si pappò la torre e c'era qualcosa di strano comunque. Vediamo un po'.
Ah sì, c'era forse una roba di questo tipo, non mi ricordo. Comunque lei riuscì a vincere. Vediamo invece come bisogna contrastare questo gambetto. Allora, ormai le mosse le conosciamo a menadito, cavallo F3, cavallo C6, devo cambiare mouse, è già la seconda volta, alfiere C4, alfiere C5, cattura su F7, staniamo il re. Cattura su E5 e otteniamo questa posizione, donna H5 e come ti dicevo la mossa migliore è quella di andare, sembra assurda, ma di piazzare il re al centro della scacchiera praticamente. F4 è la più minacciosa, ora c'è anche donna F5 come possibilità e qui re di 6. Re di 6 è la mossa più forte. Non bisogna temere essenzialmente queste entrate qui, perché qui si gioca C6 e il re riesce ad avere poi, dopo aver protetto questo cavallo, riesce ad avere una casa di fuga molto buona su C7. Quindi questa mossa non ci fa paura. Quella più aggressiva, come abbiamo visto anche in una partita precedente, è F4, che ci costringe a togliere il cavallo. Ora, se togliamo il cavallo, probabilmente, molto probabilmente perdiamo la partita. Abbiamo già visto cavallo G6, qui ce ne sono tantissimi, qui c'è questa, qui il bianco onestamente sta bene. Vediamo un po', non si può neanche fare questo perché c'è questa, attacco doppio. Quindi l'errore da non fare è a questo punto quello di togliere il cavallo. Il cavallo va ridato, anche perché ragazzi, contiamo un attimo i pezzi. 1, 2, 3, 4 pezzi leggeri contro 1, 2. Diciamo che un pezzo io possiamo anche ridare, no? Ma a costo di avere, diciamo, comunque una buona struttura. La mossa migliore è D6 dunque. A questo punto il bianco ingolosito pappa e noi non con re, ma pappiamo di pedone. Ok, abbiamo questa posizione, il nostro re è ancora al centro, dunque può essere ancora attaccato. Quali sono ora le mosse? Il bianco vorrebbe arroccare ma non può, poiché c'è il nostro alfiere che tiene, semplicemente mette la torre in F1. Torre in F1 qual è l'idea? È quella di giocare donna F7 e di continuare a fare andare in giro il nostro re. Cavallo F6 minacciando la donna e chiudendo la colonna alla torre. E qui già vedi che il bianco inizia ad avere, già con questo cavallo in F6 il bianco riesce ad avere meno iniziativa. Donna in G5 per cercare di tenere un po' di pressione. Adesso re in F7. Adesso il nero va a fare un arrocco manuale. Una volta che ha messo la torre qui e il re qui è a posto. Basta, l'attacco del bianco essenzialmente è finito, ora deve assolutamente portare all'attacco anche gli altri pezzi, altrimenti non riuscirà a fare nulla. Cavallo C3, torre in F8, proprio come dicevamo. Qui va a fan bagno, gli diamo anche questo pedone, non c'è problema, ricordiamoci che siamo in vantaggio di un pezzo. Donna per E5, alfiere per D6, ora questa donna ha rotto le scatole, donna G5. Oh, siamo in una buonissima posizione. Buonissima posizione. Adesso D4 sarebbe un po' azzardata, un po' tanto azzardata, anche perché ci sono H6, è vero che indebolisce questa casa, ma non ci crea problemi di nessun tipo, poiché noi abbiamo ancora l'alfiere chiaro e possiamo tranquillamente giocarcela bene. Attenzione chiaramente a questa minaccia. Vediamo cosa consiglia qui il computer. Cavallo in G4, alfiere per H6. Alfiere per H6. E qui non posso semplicemente catturare di cavallo. Buonanotte. Se non fa sta mossa qui, se fa tipo una roba di questo tipo, donna H4. Vabbè, qui è il. Tra l'altro, quando vogliamo ci abbiamo anche questa. Re di 2, mamma mia, adesso il bianco sta soffrendo. Torre per F1, re per F1, donna F2 matto. Ecco. Dunque, se si gioca bene, riusciamo a cavarcela. Rivediamo quindi quali sono le mosse. Dopo che la donna è arrivata qui, re in E6, F4 la più insidiosa. Gli dobbiamo ridare il cavallo giocando di 6, cattura, cattura. Adesso probabilmente la partita continuerà con torre F1,
può continuare anche con D3, insomma l'idea è poi quella di piazzare il cavallo in F6. Torre F1, cavallo in F6, donna G5 cercando di mantenere un attacco, Re F7 difendendo questo pedone, cavallo C3 cercando di portare anche gli altri pezzi all'attacco, torre F8, qui questo pedone lo lasciamo in presa, ora c'è in presa però anche il nostro alfiere, quindi lo mettiamo in D6, donna in G5, Re G8 e siamo praticamente messi molto bene. Questa mossa ci fa paura? Assolutamente no, ti faccio vedere questa continuazione che è molto 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 bella. Riesci a vedere cosa succede adesso? Cosa può fare il nero? Alfiere per E5. Oddio, sacrificio dell'alfiere. Ok, catturi con la donna. E adesso ti becchi la bella inchiodatura della donna sul re. E quindi sei costretto poi a dare la donna. E vabbè, qui non c'è neanche da parlare. Insomma, è un gambetto molto aggressivo. Se vuoi provarla nelle partite Bullet Blitz, sono sicuro che riuscirai a portare a casa diverse vittorie. Sono veramente sicuro di questo. Però, oddio, non so se lo giocherei mai nel gioco lungo. Bene. Spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto. Se hai altri contenuti che vorresti vedere, scrivilo in un commento, io cercherò di prendere assolutamente in considerazione la tua richiesta. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! E ora per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!